La polizia è intervenuta nella notte tra sabato e domenica in un'abitazione di Calle degli Avvocati a Sant'Angelo. In uno degli appartamenti c'era il conte Agostino Nannimo Cenigo Bentivoglio d'Aragona, che si era tolto la vita sparandosi al volto. Aveva 76 anni. Nessun dubbio sul fatto che si tratti di suicidio, ma saranno le indagini e l'esame autoptico a chiarire la dinamica dei fatti. La notizia ha scosso chi lo conosceva. Persona brillante, cortese e ironica, il conte si vedeva spesso nella zona tra Santo Stefano e San Luca, nel caffè di Calle della Mandola, accompagnato dal figlio gestore del bar. Si era da poco trasferito dalla dimora di famiglia a San Trovaso nell'abitazione di Calle degli Avvocati. Un trasloco che non aveva vissuto bene, racconta chi lo conosceva, anche se negli ultimi tempi aveva dato prova di forza d'animo, malgrado la perdita della moglie anni fa. Discendente di doge e di una delle famiglie storiche di Venezia, il conte era erede del ramo Pisani Santo Stefano, imparentato anche con i Bentivoglio d'Aragona di Ferrara. Negli anni '80 vendette alle gallerie dell'Accademia il ritratto della famiglia Pisani, opera del Longhi, che campeggia nel Museo Veneziano. Si attende l'esito dell'autopsia per fissare la data dei funerali.